Buonasera e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. 20 anni fa la scomparsa a Mazara del Vallo di Denise Pipitone, il dolore di Piera Maggio che dice continueremo a cercare giustizia. L'avvocato della famiglia ai nostri microfoni chiede la riapertura del caso. Baesian, il racconto del marinaio Matthew Griffin, uno dei 3 indagati. La nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua, siamo riusciti a risalire per salvare quelli che potevamo. Domani le prime autopsie sui corpi delle vittime. Nuovi lavori e nuove limitazioni sulla A18 all'altezza di Letojanni. Il tratto appena inaugurato, dopo 9 anni di lavori, si è subito allagato. Da domani ripartono i cantieri. Catania, interi tratti di Viale Kennedy al buio, i fari delle auto in transito e le torce dei telefonini sono le uniche luci della playa. Lo sconforto degli operatori balneari che dicono qui prima o poi ci scappa il morto. E ancora in ospedale il turista travolto da uno scooter in pieno centro a Catania. Il sindaco trantino chiede scusa a nome della città, provo frustrazione. Spettatori entusiasti per la prima delle 2 serate del volo alla Valle dei Templi. Il concerto verrà trasmesso in TV a Natale, ma l'evento continua a dividere l'opinione pubblica. Gigi D'Alessio infiamma l'arena di Capo Peloro, l'artista napoletano a Messina per l'appuntamento conclusivo del suo tour musicale. Infine il calcio, allenamento a porte aperte per il Catania al Massimino alla vigilia del big match con il Benevento. Presente a sorpresa Ross Pelligra che ha salutato i tifosi e ha assistito alla rifinitura della squadra diretta da Toscano. Ancora ben trovati, lo avete sentito, 20 anni fa la scomparsa di Denise Pipitone a Mazara del Vallo. La madre, Piera Maggio, esprime dolore e rabbia, ma non si arrende, dice continueremo a cercare giustizia. E poi c'è l'avvocato della famiglia che punta alla riapertura del caso. Abbiamo tanti elementi, manca il collante, ha detto al microfono di Luca Ciliberti. Scomparsa nel nulla. Denise Pipitone aveva 4 anni ed era a casa della nonna in via Domenico Labruna a Mazara del Vallo, mentre la madre, Piera Maggio, era fuori. Denise gioca con un cuginetto, lo segue fino alla casa, distante pochi metri. La zia lo vede per un attimo, pensa sia tornato dalla nonna, ma la piccola, da quel momento, non si troverà più. La mamma non si è mai data pace e oggi, attraverso i social, a 20 anni dalla scomparsa, parla di dolore e di rabbia per l'insuccesso nel ritrovamento della figlia e per la mancata giustizia. I minori scomparsi vanno cercati e non dimenticati. L'avvocato Giacomo Frazzitta, che è stato da sempre a fianco di Piera Maggio, ancora oggi non ha dubbi sull'accaduto. Siamo dinanzi a un sequestro di minorenne. Che poi sia un sequestro e che oggi sia ancora viva è qualcosa che dobbiamo sperare e accertare, ma potrebbe pure essere dell'altro. Le ricerche sono state immediate, la pista principale è quella familiare. Tra le prime sospettate c'è Jessica Pulizzi, sorella della bambina da parte di padre, ma la ragazza, finita a processo, verrà assolta per insufficienza di prove. La riapertura delle indagini deve essere collegata ad accertamenti e a riscontri oggettivi. Il collante non l'abbiamo, chiaro che abbiamo necessità evidentemente di una testimonianza, di una dichiarazione. Ci sono alcune persone che certamente sono a conoscenza dei fatti. In questi 20 anni sono state decine le segnalazioni di avvistamento, ma il più importante resta quello del 18 ottobre 2004, quando un vigilantes filmò una donna rom con una bambina molto simile a Denise a Milano. Oggi il caso di Denise Pipitone resta uno dei misteri italiani. Cominceranno domani le autopsie sui corpi delle vittime del Baesian, il veliero naufragato a Porticello. Una tragedia costata 7 vittime che si è consumata in pochi minuti, ha raccontato il marinaio Matthew Griffith, uno dei 3 indagati. La nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua, siamo riusciti a risalire e abbiamo cercato di salvare quelli che potevamo. Ho svegliato il comandante che ha tirato fuori dall'acqua la bambina piccola e la mamma. I difensori degli indagati potrebbero chiedere 2 consulenze tecniche, una per valutare con precisione le cause del naufragio, l'altra per accertare se la bufera fosse prevedibile.
E adesso parliamo del controesodo, traffico intenso ma non da bollino rosso sulle strade siciliane e agli imbarchi di Messina nella prima domenica di settembre. Arrivi e partenze scaglionate non creano particolari criticità. E possiamo dire anche per fortuna, perché non c'è pace per il tratto di Letojanni dell'autostrada Messina-Catania, dove 9 anni fa c'era stata una frana. Dopo la riapertura a luglio, l'inaugurazione, il mese scorso c'è stato già un primo allagamento. Così da domani entrerà in vigore una nuova serie di limitazioni al traffico. Francesco Triolo. Il temporale e l'allagamento dello scorso 19 agosto di quel tratto di autostrada appena riaperto sulla A18 all'altezza di Letojanni ha fatto emergere difformità esecutive nei lavori appena conclusi. Così il Consorzio Autostrade Siciliane ha disposto da domani nuove limitazioni al traffico sull'autostrada all'altezza della galleria realizzata dopo la frana del 2015 per consentire l'esecuzione di alcuni lavori. Dalle 6 di domani e fino alle 20 del 27 settembre è stata disposta la parzializzazione della carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o sorpasso a seconda delle esigenze nel tratto compreso tra i chilometri 32 e 34 in entrambe le direzioni di marcia, sia di giorno che di notte. Saranno istituiti il limite massimo di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso. La nota diffusa dal Consorzio per l'Autostrade Siciliane sembra collegare il provvedimento proprio all'allagamento del 19 agosto. È stato l'Ufficio Commissariale Governativo Regionale contro il dissesto a chiedere al CAS l'ordinanza di parzializzazione della carreggiata per la realizzazione dei lavori di messa in pristino e rimozione delle difformità esecutive nella realizzazione dei lavori. Autostrade Siciliane sul momento aveva attribuito l'allagamento ai detriti trasportati dalla pioggia che avrebbero ostruito le grate di scolo e aveva affermato che la rimozione degli ostacoli effettuata dagli operai aveva ripristinato il sistema di drenaggio. In occasione della riapertura, lo scorso 12 luglio, era stata preannunciata la necessità di ulteriori lavori poi rinviati per l'aumento dei veicoli in transito per la stagione estiva, lavori che è stato deciso partiranno domani. E adesso a Catania, dove interi tratti di Viale Kennedy alla Playa sono al buio. I fari delle auto in transito e le torce dei telefonini sono le uniche luci. Prima o poi ci scappa il morto, è stato il duro commento del presidente del SIB, Tonino De Mana. Illuminato dal sole che acceca di giorno, totalmente al buio la sera. È la doppia faccia del Viale Kennedy alla Playa che da diverso tempo e a tratti si presenta senza luce con evidente pericolo per automobilisti e pedoni. Il video che vi proponiamo è stato girato ieri sera ed inviato alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Le uniche luci sono rappresentate dai fari delle auto in transito e dalle torce dei telefonini dei passanti utilizzate per farsi notare e quindi per evitare di essere arrotati. Con grande amarezza ne prende atto il presidente del sindacato balneari Ragusa, nato e cresciuto proprio alla Playa. Da decenni attendavamo che questi lavori per l'illuminazione del Viale Kennedy venissero realizzati e completati. Ora che finalmente ci sono, speriamo che non si debba aspettare il morto, un tragico evento, per poter fare in modo che funzionino, dato che spesso molti tratti sono bui per lunghi periodi. Gli fa eco Giuseppe Saffo. Sono queste le segnalazioni che ci arrivano, tanti ragazzi si muovono la sera, è bene metterli in sicurezza ed evitare che possano correre rischi inutili. Sembra che il costoso impianto di illuminazione mandi in sovraccarico la rete causando i blackout. Sulla vicenda, è il caso di dirlo, sarà necessario fare luce. E restiamo a Catania, seconda notte in ospedale per il turista franco-svizzero travolto in pieno centro da uno scooter. Il sindaco trantino fa le sue scuse a nome della città e ammette provo frustrazione, ma la risposta delle forze di polizia è stata immediata. Sentiamo. Ha trascorso una notte tranquilla, ha riposato e di buon mattino ha ricevuto la visita del sindaco trantino che dalla sera dell'incidente è in stretto contatto con il turista franco-svizzero falciato da uno scooter in via Bicocca, pieno centro storico, durante una folle corsa dopo uno scippo. A rimetterci, come detto, è stato un ignaro passante sfortunato per essersi trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Mattias, questo è il suo nome, ne avrà per 60 giorni e si trova ricoverato con fratture multiple all'ospedale Cannizzaro. Come sta Mattias?
Mi ha detto che ha dormito serenamente, lui ha questa frattura scomposta di tibia e perone per cui ha subito un intervento, ha una frattura della clavicola e ha soprattutto un enfisema polmonare che è quello per il quale non è possibile trasportarlo perché avrebbe desiderato tornare in Svizzera. Mattias non vede l'ora di tornare a casa. Mi ci sto recando ogni giorno, continuerò a farlo anche nei prossimi giorni perché è giusto che avverta la presenza delle istituzioni. L'investitore, un 19enne di Mascalucia, è stato arrestato. Immediata e confortante quindi la risposta delle forze dell'ordine. L'episodio ripropone comunque il tema della sicurezza, più volte invocata dal presidente del CIDEC Costanzo. Prevedere subito l'installo di 2 posti in centro storico per autoambulanze. È assurdo che si debba aspettare 35 minuti per avere un soccorso sanitario. Di sicuro servono uomini e mezzi. Raid vandalico contro la sede del Circolo di Fratelli d'Italia di Messina, dove ignoti hanno imbrattato il muro del portone d'ingresso con la scritta, come potete vedere, credere, obbedire, crepare, a testa in giù. A renderlo noto Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d'Italia. E cambiamo adesso argomento. Ieri sera la prima delle 2 serate alla Valle dei Templi per il concerto del Volo, che verrà trasmesso in TV a Natale. Questa sera si replica in lingua inglese per l'emittente pubblica americana. Un evento di cui si parla da giorni e che ha diviso l'opinione pubblica. Simona Mattoni. Atmosfera in rosso che fa tanto Natale. Il primo concerto del Volo è stato sold out. La registrazione verrà trasmessa il 24 dicembre in prima serata su Canale 5, mentre la seconda giornata, anche in questo caso tutto esaurito, è destinata all'emittente televisiva pubblica degli Stati Uniti, che la proporrà da fine novembre e per tutto il 2025. Alle spalle di questo evento un carico enorme di polemiche sulla cifra, circa €1 milione, messa a disposizione dalla Regione, ma anche sulle visite sospese per 2 giorni della Valle dei Templi e lo stato del sito archeologico invaso da cavi e macchinari, come mostrano queste immagini postate da alcuni cittadini agrigentini sui social. Qualcuno che sorveglia, perché giustamente i ragazzi hanno avuto questi. Al pubblico è stato chiesto di presentarsi sul posto con abiti invernali, altro motivo di attacco, smentito però da chi era presente. Sembrava di essere ad un matrimonio, abiti scuri e scialle sì, ma niente cappotti. È stata l'eco comune a fine serata. E i critici in questione, parti politiche, numerosi cittadini e parecchi leoni da tastiera, sono stati definiti detrattori che non rappresentano la vera Agrigento. Insomma, spettatori entusiasti, e il ricavato dei 2 concerti con il pubblico pagante verrà devoluto in beneficenza per progetti di promozione sociale in Sicilia. Il sindaco Miccichè ha sottolineato il ritorno in termini di immagine per la città dei templi in vista dell'appuntamento con Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, così come il presidente siciliano Schifani, che parla di bontà della scelta fatta dalla regione siciliana per promuovere la nostra terra. Giorni di lavoro per uno street artist siracusano che sta provando a rendere più bello il parcheggio Talete di Ortigia. Sta realizzando un murales lungo oltre 260 metri legato al nostro territorio in vista del G7 Agricoltura, che è in programma dal 21 settembre. Francesco Aloi. Un ecomostro, molti qui lo definiscono così, che si rifà il look almeno in parte. Lui è Carlo, un giovane street artist siracusano che sta riqualificando la facciata del parcheggio Talete a Ortigia. Ci voleva, sì, perché purtroppo non è in ottime condizioni e serviva un intervento che potesse renderlo un po' meno brutto. La parete è lunga 260 metri e questo forse è il murales più lungo in Sicilia. Il lavoro è stato impegnativo, è stata un po' un'impresa. Non ho mai fatto pareti così lunghe. Un'opera che guarda al G7 Agricoltura, che si terrà a fine mese proprio qui nel centro storico. Ci sono ovviamente varie tematiche ed argomenti nascosti nel muro, poi invito le persone a scoprirli. Però si parla di migrazione sia umana che vegetale, poi si parla di tanto altro, di equilibrio con se stessi, con la natura, del silenzio, che io reputo importantissimo e che spesso non si trova nei centri abitati. Ma se entriamo nel parcheggio troviamo altri murales, o meglio graffiti. Questi però ovviamente non sono autorizzati. E poi non mancano i rifiuti. Degrado già denunciato dal nostro TG, ma vabbè, almeno qui fuori un po' di bellezza c'è.
E a proposito di bellezza e di arte, a Catania è stata allestita a Palazzo Scamacca una mostra dedicata a Gaetano Ventimiglia, pioniere della cinematografia e operatore del cinema muto, che ha lavorato accanto a registi come Hitchcock. Sentiamo. Quasi 100 anni di storia del cinema e di tecnica filmica attraverso il barone Gaetano Ventimiglia in una mostra a lui dedicata. Classe 1888, nato a Catania, è stato un celebre operatore del muto e direttore della fotografia, a fianco di registi rinomati. Ma non solo, da giovane fu anche fondatore, assieme ad alcuni amici, della squadra di calcio Etnea, antenata di quella attuale, come ricorda il nipote, figlio di Carlo, anche lui tra i pionieri del cinema. Far ritornare nonno a Catania dove è nata la sua avventura cinematografica, partendo però dal pallone, perché nonno prima di fare il cinema ha fondato la squadra di calcio del Catania. La mostra fotografica è legata ad una pubblicazione del 93 intitolata I Ventimiglia, 3 generazioni in cinema, curata da Alfredo Baldi. Il nipote l'ha ristampata e dà l'idea di una mostra dedicata al nonno. Il barone Ventimiglia ha affiancato in diverse pellicole anche il maestro del brivido Alfred Hitchcock, e come in ogni giallo che si rispetti, un alone di mistero abbraccia anche uno dei film in cui hanno collaborato. L'ultimo, The Mountain Eagle, è uno dei misteri del cinema mondiale, perché ci sono un sacco di fotografie di scena del film, ma il film non si trova, è sparito. Ma la famiglia dei Ventimiglia ha radici lontane sino all'epoca di Manfredi, figlio di Federico II e Bianca Lancia, e se a Catania quel cognome è molto familiare, non tutti ne ricordano la storia. Qui a Catania c'è una via che si chiama Salvatore Ventimiglia, arcivescovo di Catania, che fece un percorso incredibile che può ricordare un antesignano di Papa Francesco. Arrivò qui, spogliò la curia dei suoi beni, poi anche lui, quando finirono i soldi, si diede tutti i suoi beni di famiglia per aiutare la povera gente qui a Catania. La mostra fotografica è allestita a Palazzo Scamacca e resterà visitabile con ingresso gratuito fino al 28 settembre. E adesso la musica di Gigi D'Alessio, che ha infiammato il pubblico messinese per l'ultima tappa del suo tour. Vediamo. Buonasera Messina! Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Che bello, è sempre bello venire in Sicilia. Un abbraccio lungo 30 anni di successi. Il viaggio di Gigi D'Alessio ha fatto tappa a Messina all'Arena di Capopeloro, sold out per il suo Outdoor Tour 2024. 5.000 persone che hanno cantato a squarciagola singoli del cantautore napoletano, dalle storiche Anna Re e Un cuore ce l'hai, ai successi presi negli anni 2000, Non dirli mai, cantati interamente dai fan, e Tu che ne sai. L'appuntamento messinese è stato quello di chiusura del tour di Gigi D'Alessio, partito da Piazza Plebiscito e dallo stadio Maradona a Napoli, che ha rivisitato alcuni dei suoi storici successi come Non mollare mai e Io vorrei, adesso impreziosite dalle partecipazioni di Ghe, Peché Elementino, Geolier, Ernia, Elodie, e sono proprio le note di Non mollare mai ad aprire la serata messinese, il viaggio nella carriera di Gigi D'Alessio. Tanta musica, tanta emozione, canzoni come Una notte al telefono, Como segna il corazon e Mon Amour, ma anche Opposto d'Annaré, una serata di musica ed emozioni sullo Stretto. E noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, con il Catania che si prepara per il posticipo di domani sera contro il Benevento. Oggi allenamento a porte aperte e a sorpresa è arrivato Ross Pelligra. Tutto questo tra pochissimo.
Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati, e adesso il calcio. Vi facciamo vedere le immagini dell'allenamento a porte aperte del Catania oggi al Massimino. La notizia era già nell'aria da giorni, riguarda la presenza del presidente Ross Pelligra, che a sorpresa ha assistito alla rifinitura della squadra diretta da Toscano. Vediamo il suo arrivo e anche il saluto ai tifosi. Pelligra, vi ricordiamo, mancava dal Massimino dallo scorso mese di maggio, partita con l'Atalanta dei play-off. Rossazzurri poi sconfitti dai bergamaschi 1-0, ma capaci di passare il turno grazie alla vittoria all'andata con lo stesso punteggio. Il presidente del Catania, dopo la vicenda del mancato deposito della fideiussione integrativa che aveva bloccato il tesseramento dei nuovi acquisti per la partita di Coppa Italia con la Carrarese, aveva inviato una nota ai tifosi con le scuse e le spiegazioni di questo ritardo. Nella stessa nota aveva anche confermato un interesse immutato ad investire nel Catania e aveva preannunciato anche una conferenza stampa attesissima dalla piazza che si terrà domani, lunedì, alle ore 12 allo stadio Massimino. Ma c'è anche grande attesa ovviamente per il match di domani, per il posticipo Catania-Benevento, e quindi sentiamo le ultime nel servizio di Marco Carli. 6 giocatori fuori lista: Monaco, Silvestri, Rapisarda, Celli, Zanellato e Chiricò. Un mercato di cui ha parlato abbondantemente il DS Faggiano in conferenza stampa con i nuovi volti che completano la rosa. Arrivando ieri e giocando lunedì, l'ossatura in generale, l'amalgama, non è facile trovarla in una settimana, però come è costruita la squadra è una squadra di ragazzi volenterosi e vogliosi di lavorare. Adesso la parola va al campo, dove i rossazzurri hanno fatto vedere di essere capaci di offrire un calcio propositivo e ben organizzato, merito di Toscano. Da verificare, forse l'incognita più grande, l'apporto che potranno dare le punte. Con il Benevento lunedì, intanto a centrocampo non ci sarà Verna. Ha preso una botta Verna a Potenza, il giorno dopo non ha sentito nulla, poi ci siamo allenati, è andato a ricadere sulla costola e sta fermo purtroppo. Possibili scelte: importa ancora Beters, difesa con Gherardi, Di Gennaro e Castellini. A destra dovrebbe andare Guglielmotti, così come Sturare di Tacchio potrebbero occupare i 2 posti a centrocampo con Anastasio a sinistra. Torna Carpani fra i trequartisti con Luperini, ma potrebbe fra i nuovi volti esserci spazio per chi si allena da tempo col gruppo per giocarsi un posto là davanti, prevista la solita imponente cornice di pubblico al Massimino. E sentiamo anche le parole dell'allenatore toscano questa sera in conferenza stampa. Le squadre di Auteri, che io un allenatore che ho sempre apprezzato, sono delle squadre che ti sollecitano tanto, e viene al momento giusto questa partita, nonostante noi siamo in costruzione, per vedere a che livello mentale e di concentrazione e di determinazione siamo, perché una squadra che ti sollecita così tanto devi essere sempre attivo e concentrato nelle 2 fasi di gioco, quindi è un test di livello, e siamo contenti che venga già domani. Queste le parole appunto di Toscano durante la conferenza stampa di questa sera in attesa del match contro il Benevento di domani, e noi con questa notizia ci fermiamo. Questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.